mi preoccupato perché Hilary mi ha mandato un messaggio. Io vuoi chiamare il lettore che dice un poco di scintilla a casa? Chiamali, va. A così magari di Carusi. Usace picchine e insistenti. Mi capisci quando fa? Che capire? No, ti naghiri! Ti naghiri di sta casa, ti naghiri! Non ti metto più! E non bene che non ci posso tutti capire! Io rimasto non ci posso vedere, che ce nego a me parte! Che ce nego! Questa palla non ne posso più, non ne posso più! La più fuori la casa, questa palla non più fuori! Ma oh! Com'è? Ma che cosa è successo? Calmatevi! Ah? Non mi posso calmare, non ti ci mettere magari tu, ah! Basta, Basta, Aspetta, un momento! Ciao! Ciao! Ciao. Che cosa è successo? Dopo 2 ore mi dici ciao! Che No, cosa è scusa, successo? Che non cosa hai devo- fatto? Muovo la piare fuori dalla casa, solo Ma perché... e fino a che ci sono? Ancora? Muota, ferma! Perché lo vuoi buttare fuori di casa? O stai a vedere che mi ha fatto che mi ha scippato tutti i capelli? O stai a vedere che mi ha fatto che mi ha scippato tutti i capelli? Ma che l'hai tutti da capare megaloman con i capelli? La verità è nauta. Oh, la verità è nauta, la verità. Qual è la nauta. verità? Scoprivo un messaggio di Messenger di una. Ma conosco, sarà sbagliato chi sta. A me non ha vista fatta una cosa di chi Però sta ci qua. mandi le foto, non conosce, gli mandi le foto, capito? Non è per difenderlo, sono quelli che ti scrivono per poi pigliare le fotografie, da paradirli in tuo profilo e svergognare davanti a fare apposta. Ma poi da domani nei soldi. Perfetto, Mi ma lo capisci? sbagliare. Io ne so qualche cosa. Però non sbagliare, perché capita me ne stanno l'ugnalogna, ma ne stanno i capiti in te mano. Chi l'hai? Coppa a me? No, io non vuoi sperando mai, c'è adesso le cose mi dicono di mano, io lo so. C'è restato la parrucca, i capelli e parrucca. Se ne deve andare da queste case, non lo voglio più, hai capito? Non ce la faccio più. Ti può furiare la mattina bana quando ci dico una cosa a pupone? Mi devo girare. Ti naghiri, mi devo No, girare. gira, ci dico una cosa. Ma pare, prima la verità. Vai, c'hai chi sbatte le chissà. La verità. La canuscio, non è buona. La conosci? No. Ora ci preso. Hilary. Dimmi tutto. Ah? Ah, non è giusta questa cosa però. Dici che non la conosci. Facci da pace con te semente. Magari si che tu C'è la tua vita e chi si è così, non ce la faccio più. Ma come ci portami andò a mezzo? Paro come la mottadella su andò a Ma ha mezzo. trattato sempre male, ora ti dico magari. Ora ti dico magari. I robbi mi lavano una volta a settimana che stai fedendo tipo pedere sai mi su tesci di pedere stai fedendo. Ciao, dai, ciao. Ma no, ma no. Tu te ne sei piccati, che mi fa federe, ma che te ne sei piccati? Dai, 5 anni che non savaglio, 5 anni, e murisci tutti i giorni, magnaccio. No, dopo perché 5 anni che non savaglio. Dopo da Perché chi è? vostra. Bagnaccio. Iettolo fuori. Te naghiri di sta casa, te naghiri. No, Caccia la valigia. Te naghiri. no. Basta, ci faccio il cuore. Non ti voglio più. Non me ne posso vedere, non me ne Va bene, mi ne voglio io, basta, ci faccio il cuore. Ma ci poteva dire mai a me mazzi chi da babbiavo fuori? A dignità di uomo non l'aveva. Hai ragione, ma è una cosa, stai fanno un biglietto, scende Per scassare sta casa mi feci tanto. Ah? Per scassare sta casa io mi feci tanto. No perché sogno al nono piano. Ma che sei abusivo? E perché che te lo passo qua? Capito? Guarda, hai fatto un biglietto, scende via che la procura. Giuri, sai, giuri. Dai, ministero non dico. Via! È abusivo, sai, abusivo. Immaginava, vedi? Noi passiamo sulla macchina 1/3 della nostra vita, e su assai, un altro terzo lo passiamo in macchina a cercare posteggio, e mia moglie passa 1/3 della sua vita a controllare se ha chiuso la macchina o la lasciò aperta, ma come non ci si dia. Mamma mia, le donne che guidano, per carità, le donne guidano benissimo, ma non tutte, ma come non ci si dia. Mia moglie ogni volta che esce con la macchina torna con un graffio, un ammaccone. E quando inchiappa con un'altra donna, apriti cielo! Io l'altro giorno ho assistito a una discussione tra 2 donne che avevano incidentato e dalla constatazione amichevole risulta che avevano ragione tutte e 2, ma come può essere? Come mi si dia? Non ti preoccupare, perché sogno solo, ma sta per come... Scusa, posso...
Ma dico, ma chi è un modo che non ci parlo telefono mi pare dalla uccianicchia? Ti dovrei dire una cosa, allora tu lo sai, io non sono una persona polemica, però quando abbiamo iniziato il programma tu ci avevi detto ragazzi vi do un posto per le macchine così arrivate e parcheggiate tutti sereni. Sì, domani. E arriva Angelino con la lava e parcheggia al posto di Salvo, Salvo al posto di Antonella, Antonella al posto mio e io non ho spazio per la mia macchina. Ma non hai spazio? Quando hai avuto posto macchina? Quando hai avuto posto Il macchina? mio è così e c'è posto così. Allora, due sono le cose. O ti fa tamponare e ti stringi la macchina, oppure ti accatti il monopatte. E quale devo scegliere? Io opterei per la prima, fai meno traffico. Per la prima. Che amarezza. E va bene, allora facciamo così. Noi eventualmente ci vediamo di pomeriggio e mi faccia capire una cosa, lei arriva a casa mia, entra, si siede, fa quello che vuole, mi toglie il telefonino, mi interrompe la telefonata, ma dico, ma stiamo scherzando? La parola. La parola, io mi chiamo La Parola, ma lei vuole entrare in testa, mi chiamo La Parola io. C'era la porta aperta. Sì, alla porta aperta, non è che le dai il diritto di entrare a casa mia. Come ho sentito che la telefonata era evitabile, diciamo cretina, l'ho chiuso perché è una cosa importante da dire. Ma lo deve dire, lei se la mia telefonata è stupida, che cosa Forse vuole? la parola, io sono Mi chiamo sono La troppo Parola. affezionato a lei. Allora, ho parlato con Giovanni, il portiere. Sempre Giovanni, sempre E mi ha Giovanni. detto, siccome Giovanni, io devo fare questo modulo di autocertificazione di cercare. Autocertificazione. E lui mi fa, dice, l'unico che ti può aiutare a capire come si fa è il professor La Parola. La Parola. Io mi chiamo La Parola, La Parola. Oh! Ci vuole assai a capire. Oh, Parola mia ora l'ho capito. Oh. Parola mia l'ho capito. Oh, allora, autodichiarazione. Allora, come si deve compilare? Esatto, Il c'è tutte queste cose. sottoscritto, eccetera, eccetera, eccetera. No, ci devo mettere nome e cognome. Sì, no, va eccetera, bene, poi eccetera, nato, eccetera, eccetera, residente, eccetera, 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 Lo so, adesso ci dobbiamo mettere eccetera, eccetera, tutto, scriviamo grande e basta. Sì, ho capito, ma i suoi dati lei li conosce. non sono eccetera, E ce li eccetera. mette lei. Tipo, Ah. dichiara sotto la Sì, propria responsabilità, eccetera, eccetera, di essere a conoscenza, eccetera, eccetera. E che ci devo scrivere? Che Ci lo sono- spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative? No, Lei no, deve andare no, per lavoro? no. Perfetto. Per motivi di salute? Sì. Motivi di salute. E qua va segnato. Altri motivi ammessi alle vigenti normative? Sì. No, mi scusi. Se è per motivi di salute non può essere per altri motivi. Scusi, non può fare due motivi lei. Mi ascolti, io devo andare dall'amante. Se uno va dall'amante, Dove deve non è motivi di salute, non ti viene la salute, professore, perdono. Dove deve andare lei? Dall'amante. Dall'amante. C'è un amante. Ah, perché lei ha l'amante? 25 anni in meno di me. L'amante più piccola di lei, 25 anni. Ma che dice davvero? Lei deve uscire, deve vivere e ci può capitare pure a lei una Lei- cosa lei del non genere. si preoccupi. Mi sente. Lei si preoccupa Professor della La sua- Parola. Lei La più Parola. Io mi chiamo La Parola, io so vivere. Ma andasse in giro, professore. Io non ma ho bisogno dici- di andare in giro. Dici come l'ho conosciuto, me lo chiede, come l'ho conosciuto? No, non me lo chiede, me lo chiede. Ma se già sa che No, me lo chiede, come l'ho conosciuto? come l'ha conosciuto? Allora, me ne sono andato in un pub, per birra, in un pub? In un pub. Sono entrato, siccome io frequento la Sì. frequentazione, Giovanni, che si chiama pure Giovanni, mi fa una capra rosca. Lui prende, mi fa... Una? Capra rosca, vabbè, lei i cocktail non li sa perché? Che lei sta sempre infilato dentro come libri, le cose. Una capirosca. Una capra rosca. Una capirosca. È un cocktail. Un cocktail. Cocktail. E me la beve e ci mettono due cannucce, una più lunga e una più corta. Ah. Quella più lunga è per la tanga principale. Quando finisce c'è quella corta a riserva. Ma infatti ci fa questo rumore. No, è per bere di più. Mentre sono là, arriva una ragazza 25 anni meno di me. E mi guarda con gli occhi. A lei. Con gli occhi così. Io la guardo e si è abbroccata. Appena mi ha guardato si è abbroccata. Si è? Abbroccata. Chi lei si è abbroccata. Cioè si è bloccata. E mi fa, mi offriresti qualche cosa di bevere? Mi offrirebbe qualcosa da bere. Quando vuole, andiamo insieme e andiamo a bere. No, io con lei non voglio bere detto che niente. offrirebbe No, qualcosa. la signora avrebbe dovuto... Vabbè, lasciamo perdere. E ci siamo certo Sanno, perché Sanno è francese, Sanno. Questo mi guarda e mi face, guardando te prenderei un Negroni.
Un negrone, Ho capito la il cosa. doppio E senso. poi, a quel punto lei mi fa, dice, senti, siccome qua c'è troppa Troppa cafisione, c'è assai gente, no? confusione, c'era molta gente. Dice che fa, ne potiamo andare in un altro posto. Io furbo perché io sono un amante di chi dov'era, un maschio. Siamo uomini di... E io Come? certo. Ho capito, le capita un'avventura con una ragazza di 25 anni più giovane di lei e lei gli dice di no. Certo, perché così lei si guaria, aspetta che arriva il momento. Questa è la sua tecnica, questa. Si chiama tecnica dell'aspettativa. Uno si mette in aspettativa e ci fa queste cose. ok. E ora io ci devo andare e per questo sono venuto da lei. Ma qua sotto lo devo scrivere soltanto noi, la data quando lei andrà. Non lo so. Ma io nell'autodichiarazione devo metterci la data. Io Mica ho quando... dato l'appuntamento, ma non lo so quando è. Se non lo sa lei lo so io. Lei mi deve dire quando ci deve andare. L'appuntamento ce l'ho dato, ma non lo so. Allora, professore, io ai sogni ci credo, ma non lo so quando si avvera questo sogno, che io incontro questa ragazza, ce ne andiamo a casa sua e facciamo le cose nostre, capito, professore? Ah, perché tutto quello che lei mi ha raccontato non è vero. Quindi lei arriva qua, mi leva il telefono, mi blocca la mia vita per un sogno. Così che se sa avvera io mi porto avanti con il lavoro, ho l'autocertificazione. Certo, vero, ha fatto bene. Anzi, lei faccia una cosa, lei questa autodichiarazione, quando la dovrà usare, la deve usare così, guardi, la prende, la arrotola e dopo che l'ha messa per così, lei lo sa dove la deve mettere questa cosa qua. Lei lo sa, tenga qua, vada via, vada via. Se non mi faccia diventare volgare, se ne va. Se lei è invidioso perché non può avere le femmine non attraggono. Non le compete, vada via. Professore, la meglio parola è quella che non si dice, sono ricordo. Parola! Professore si deve mettere d'accordo, io dico parola e lui dice parola, io dico parola e lui dice parola. Appena una volta che si collega, ma oddio, siccome non è l'orario, lo colgo di sorpresa. Chiddo! Di chi sta mia non mi convinci? Ma è la volta buona con la pizzico. Chiddo! Ti dico io perché io ero salonato, non può essere che io devo vedere cose che io non vedo, sai? Lo stai vedendo? Lo vedi che come ti dico io, basta che ci canci l'orario. Vedi chi fa? Salve, Salve, ora vediamo che dici. dalla redazione esterna il vostro Marco Chiddo e alle mie spalle Marte con il collega Chino. Già È cappottato. stato consegnato stamattina il premio Produttività 2020 alla giovane start-up nata soltanto l'anno scorso nella nuova zona residenziale che vedete alle mie spalle. Ma onde? La sua mission è fornire benessere ai residenti con la diffusione ad ampio raggio di tisane e polveri in purezza a basso costo. La struttura è organizzata in modo capillare ed ha come base operativa un immobile ideato da un famoso architetto giapponese e invidiato da Pisa a Parigi per il confronto retto con simboli ben più noti. Ma se l'operatore adesso vuole essere così cortese da seguirmi nell'inquadratura, vediamo il lavoro della catena di montaggio e come nel dettaglio... Ma carino, ma che... Oh, senti, tu, non ti pigliare il vizio di fumare che mi donne e cagafumi? Mi stai sentendo? Fammi almeno secca la testa. Ti vedo, manco, nemmeno quella elettronica ti devi fumare. Che esempio che ci non è... Ora ti vengo a pigliare io. Ora ci penso io per te. Tu fumo da faccia, c'è il segno d'amore e provocazioni, chi Quello sta? che avete sentito mette sicuramente in chiaro che è di pubblico dominio, tra l'altro naturalmente con copyright intellettuale, la grazia tecnica alla quale è possibile raggiungere questi risultati, ribadendo il concetto che i mezzi giustificano il fine. Beh, certo che faremo al più presto nostra questa tecnologia. Per il momento da Chino, Marte alle mie spalle e Marco Chiddo è tutto. A voi la linea. Chiude tutto cosa. Noi andiamocelo a prendere a Chino, ce lo dobbiamo andare a prendere. La prima cosa che ci dico quando lo vedo, tu lo sai chi è che camba di più? Chi non fuma. Chi non fuma.